Siamo nel Veneto, andiamo a Postagno. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Possagno è un borgo del Veneto in provincia di Treviso. Nel suo centro storico vivono 400 abitanti. Possagno si colloca nel cuore della Pedemontana veneta, nella parte più alta della Val Cavasia. Il nostro territorio è compreso tra le colline asolane e il Monte Grappa ed è caratterizzato da un ampio pianoro che declina verso il Piave. L'origine del nome Possagno deriva da Pausanius, luogo di sosta per le mandrie che salivano dalla pianura e andavano verso i monti, e questo coincide con l'origine del borgo. Per secoli il centro abitato si è sviluppato attorno a lunghe file di case chiamate colmelli. Benvenuti a Possagno! Piuttosto espandere in un gios è meglio bevere in un pos. Vivere a Possagno per me è davvero una grande fortuna. Ogni volta che rientrando da lavoro mi avvicino alle nostre montagne è come se il tempo si fermasse. Decisamente il modo migliore per evadere dalla frenesia quotidiana. Possagno è un piccolo paese con una grande ricchezza culturale e soprattutto artistica. Io ci ho tratto ispirazione per una carriera di studi e poi lavorativa. Per me Possagno è un po' l'incipit di tutto. Possagno è sempre un bel paese. Stanno poco i 200 anni della morte di Antonio Canova, feste in continuo, sempre belli. Nel 1757, con la nascita di Antonio Canova, il destino di Possagno cambia e il paese trova un suo centro. Nel paese si conserva l'eredità dello scultore, grazie alla presenza del museo che custodisce al suo interno la casa natale e la gipsoteca. Casa Canova custodisce le tempere, dei veri e propri unicum realizzati nei momenti di svago che l'artista non ha mai voluto vendere. La gipsoteca conserva al suo interno i modelli in gesso di Antonio Canova utilizzati per la realizzazione dell'opera in marmo. Le statue in gesso che ci sono nel museo fungevano da riferimento per la realizzazione delle opere in marmo. Canova poneva su di esse dei chiodini chiamati repere che gli servivano per calcolare le misure esatte dell'opera. Riportando tale misura sul marmo, che è la materia nobile, otteneva un'esatta replica delle forme realizzate in precedenza sulla statua in gesso. Io abitavo a Possagno, ho deciso di trasferirmi in un paese qui vicino, così adesso quando apro la finestra ogni mattina posso godere della bellezza del tempio. A seguito della richiesta dei possagnesi di restaurare la vecchia chiesa del paese, Antonio Canova decide di realizzarne una nuova, a sue spese. Il tempio viene così edificato a partire dal 1819 e successivamente consacrato nel 1832. Nel tempio si distinguono 3 elementi architettonici. Il colonnato richiama il Partenone di Atene. Il corpo centrale è molto simile al Pantheon di Roma e l'abside dell'altare maggiore riconduce invece alla cultura cristiana. Nell'abside dell'altare maggiore domina la pala di Antonio Canova, dedicata alla deposizione di Cristo. Il tempio conserva la tomba del Canova, sulla quale è scolpito il suo stemma gentilizio. Qui ci siamo sposati 52 anni fa. E io sono la sua bionda, anche adesso, che sono grigia. A Possagno non si è combattuto solo sui monti. Purtroppo i bombardamenti austro-ungarici e tedeschi hanno colpito anche il paese, soprattutto anche la gipsoteca è stata bombardata, il tempio è stato colpito in parte. Nella gipsoteca un proiettile è penetrato dal tetto e ha sfondato il tetto, provocando danni alle statue del Canova. È stata una cosa che ha toccato allora gli abitanti del paese, perché era un profanare, una raccolta era profanare un po' tutto, ecco, quello che era Possagno.
Qui siamo sul Monte Pallon e qui abbiamo costruito come Associazione Nazionale Alpini il gruppo Alpini di Possagno il percorso delle trincee e degli appostamenti e delle gallerie della Prima Guerra Mondiale. È stato un lavoro che abbiamo intitolato Alla memoria. C'è la presenza continua di scolaresche che vengono sia per vedere sia per partecipare direttamente alla manutenzione di questo lavoro. Questa è una grande occasione per i giovani, è un luogo da cui si respira quella forza e quella pace, anche se è stato un luogo di guerra, per capire cosa è stato da un lato e per pensare insieme serenamente a un futuro. La mia famiglia produce formaggio da 3 generazioni in questa malga. Il morlacco è buonissimo qua perché ci sono delle erbe che solo in grappa si trovano, non ci sono in altri posti. Sono venuta oggi qui in montagna con la mia famiglia perché volevamo proprio provare i sapori di questo posto meraviglioso, la polenta, il morlacco e la soppressa. Questo piatto è un piatto che racchiude una tipica passeggiata in montagna nostra, si sentono i profumi del bosco, si sente il profumo dell'aria pulita, il profumo del formaggio e la salubrità del territorio. Siamo un gruppo di amici che siamo forse illusi di essere qualcosa di bello per il nostro borgo di Possagno. Allora siamo l'anello di congiunzione con le generazioni passate, mio padre, mia madre, ma tutti noi siamo figli di questa arte minuta che è fatta proprio di musica, di canto, di gioia, di vivere, ma che è anche emozionante, fa piangere il canto, è tutto, è poesia. Mi chiamo Filippo e sono di Possagno, mi sono trasferito diversi anni a Londra, però alla fine ho deciso di tornare perché casa è sempre casa e Possagno è una bellissima casa. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself.